Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Oggi in terza commissione del Consiglio regionale le audizioni dei presidenti degli ordini delle professioni infermieristiche di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Sentiamo quali sono state le proposte e le criticità sollevate dalle categorie. Presidente, oggi audizione in terza commissione, che cosa chiederete alla politica e cosa proporrete? Ma noi cerchiamo di essere propositivi portando appunto delle proposte operative che abbiamo elaborato come presidenti di ordine per tentare di dare un supporto e farci anche supportare e aiutare per quello che è oggi il dramma che stiamo vivendo come professione infermieristica. Infermieri non ce ne sono, quei pochi che ci sono purtroppo stanno anche abbandonando il pubblico impiego, quindi anche infermieri specialisti con tanti anni di attività e con tante competenze ci stanno purtroppo lasciando il pubblico impiego per trovare il privato, addirittura anche cambiare lavoro completamente. Questo è dovuto a 2 anni e mezzo di pandemia, a poca attenzione della politica, ma non attuale, da oltre 10 anni a questa parte. E quindi quello che cercheremo di portare a casa oggi è di suggerire a chi è dall'altra parte di aiutarci a rendere più attrattiva la professione, soprattutto verso i giovani, perché bisogna che vi sia effettivamente qualcuno che faccia anche un'opera di convincimento verso i giovani e che li porti verso la professione. Non è semplice, abbiamo visto che anche aumentando i numeri in università, della facoltà infermieristica, non arrivano a quelli che erano una volta, quindi bisogna muoversi innanzitutto su questo, lavorare a medio e a lungo termine, perché le ricette a breve termine, quindi nell'immediato, sono poche, non ci sono, e lì bisogna lavorare giorno per giorno e coprire purtroppo i buchi. Turni massacranti, stress, ansia, perché insomma il Covid ha generato sentimenti di ansia anche negli operatori sanitari che si sono trovati per la prima volta ad affrontare un'emergenza di questo tipo. Come vivono oggi gli infermieri? Cioè, quali sono le criticità più grandi e quali sono le richieste di aiuto più importanti che vi arrivano? Ma vivono pensando che in realtà fino a qualche tempo fa eravamo considerati un po' gli eroi acclamati, insomma, dai balconi dei cittadini. Oggi c'è proprio al contrario, quasi una repulsione verso la professione. I cittadini, alcuni di questi non ci riconoscono quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, sono aggressioni continue. Insomma, ogni giorno assistiamo, specie nei pronto soccorso, aggressioni per fortuna la maggior parte verbali, ma non solo, verso infermieri, ma anche altre professioni. E questo sicuramente poi fa allontanare anche chi fa questa professione da questa attività. Noi siamo qui per aiutare le persone e quello che chiedono gli infermieri è di essere rispettati e che sia rispettata la professione. Quindi anche rivedere anche un po' la carriera di questi, perché giustamente bisogna anche immaginare che se uno intraprende una professione vuole anche vedere qualcosa nel futuro, e chi già ci lavora all'interno purtroppo oggi è molto limitato, perché le normative e le regole non permettono agli infermieri di poter chiaramente progredire. Però bisogna immaginare, dico questa giusta per una, il vincolo di esclusività, cioè chi lavora come infermiere nel pubblico impiego non può nel tempo libero supportare e dare una mano agli altri colleghi del privato, pensi alle case di riposo, a differenza di tante altre professioni, vedi medici, psicologi e altri, che invece possono tranquillamente fare questo tipo di attività. È stata presentata questa mattina la quinta edizione del Festival del Coraggio, più ricca rispetto alle precedenti, grazie a Sente Prime che anticipano l'apertura in programma a Cervignano il 5 ottobre. Il tema di quest'anno è la fragilità dell'oggi. Quinta edizione del Festival del Coraggio si terrà a Cervignano dal 5 al 9 ottobre e questa edizione è dedicata alle fragilità dell'oggi, ma parliamo della manifestazione che da sempre è sostenuta dalla Fondazione Friuli con il presidente della Fondazione stessa, Giuseppe Morandini, perché è importante esserci. Ma devo dire che zitti zitti si è arrivati alla quinta edizione con un percorso di crescita molto ragionato e con la grande capacità di questo evento di non esaurirsi nei 5 giorni della manifestazione, ma di riuscire ad avere collegamenti con i territori e sempre con nuovi partner sempre più distribuiti su tutto il nostro territorio. Io credo che questo sia un valore patrimoniale e culturale molto importante.
Con noi anche l'assessore alla cultura del comune di Cervignano, Cristian Sanfabro. L'importanza anche per il territorio di Cervignano e per tutta la zona, l'importanza appunto di poter ospitare un'iniziativa di questo genere, di così ampio respiro. Buongiorno a tutti, intanto è un privilegio poter ospitare a Cervignano un festival di questa caratura. Come anticipato, quinta edizione, quindi come nuova amministrazione abbiamo deciso di portare avanti un percorso che è iniziato nel lontano 2018. Quest'anno è stata addirittura arricchita grazie alla sapiente mano dal team e di tutto lo staff dietro, con 5 che sono diventate poi 6 anteprime che si concludono questa sera a Cervignano Teatro, e devo dire che hanno avuto un buonissimo risultato con temi molto importanti e personaggi anche prestigiosi, quindi parliamo di persone di una certa caratura anche a livello europeo. La risposta del pubblico è stata molto positiva, quindi per Cervignano può essere soltanto con qualcosa di positivo e mantenere l'idea dell'amministrazione, comunque mantenere questo percorso che andrà avanti. Parliamo un po' di caratteristiche artistiche, no, del festival, proprio con lo stesso direttore artistico Mauro Daltin. Quest'anno abbiamo detto avete puntato sulla fragilità, no, dell'oggi. Sì, l'immagine è una bussola, perché un po' sono tempi in cui il rischio è quello di perdere un po' le coordinate e i punti di riferimento in questo periodo molto fragile. Allora abbiamo invitato molti personaggi legati all'attualità, giornalisti, inviati di guerra, avremo ospiti importanti come Paolo Crepè, come Paolo Rumiz, avremo l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi che ci racconterà un po' le zone di guerra nel mondo, avremo appuntamenti per bambini, tutti gli studenti dell'ISIS di Cervignano del Friuli sono coinvolti, quindi come sempre la parola coraggio assume diversissimi significati in base a chi la pronuncia, in base all'età anche di chi la pronuncia, e questo è un ragionamento che da 5 anni portiamo avanti e crediamo che questa edizione, diciamo, sia la sintesi un po' di tutto il lavoro fatto fino adesso. Simone Ciprian, Presidente dell'Associazione Bottega Errante, il vostro impegno nell'ambito dell'iniziativa è sostanziale? Assolutamente sì, e ci piace dire che appunto è un percorso che non è iniziato ieri, sono già 5 anni, per cui abbiamo sicuramente un tessuto culturale e sociale che ci segue, e infatti fin da subito voglio ringraziare tutte le associazioni, e sono tantissime, che hanno collaborato all'iniziativa, oltre naturalmente alla fiducia dell'amministrazione comunale e chiaramente anche della fondazione che anche oggi ci ospita per questa conferenza. Bene, qui dalla sede della Fondazione Friuli è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora ci colleghiamo con Udine per la conferenza stampa della Giunta Comunale. Isabella Gregorato la sta seguendo per noi. Grazie Alexis, qui la conferenza stampa dopo i lavori della Giunta qui a Palazzo d'Aranco è appena cominciata, però siamo riusciti appunto a far uscire con noi l'assessore al bilancio, Laudicina. Uno dei temi caldi in sostanza, no, delle discussioni di oggi è proprio il bilancio. Un bilancio consolidato, perché avete analizzato praticamente, come dice la normativa, avete analizzato anche i bilanci delle partecipate, quindi il Comune ne emerge con tutto il suo insieme, emerge che è sano. Esatto, sì, oggi abbiamo appunto, la norma prevede che entro la fine del mese di settembre si debba prendere in considerazione il cosiddetto gruppo consolidato, quindi il Comune di Udine è come una holding che ha tutta una serie di partecipate nel gruppo e anche di aziende di altro tipo come potrebbe essere la Fondazione del Teatro. Compito del Comune è di aggregare i dati dei bilanci delle singole società partecipate, quindi in questo caso parliamo di organismi che hanno approvato il bilancio durante il corso del 2022, quindi prendiamo i dati al 31 dicembre 2021 e si fa una fotografia generale per vedere come funziona il gruppo, non per vedere solo come funziona il Comune, ma come funziona il gruppo, perché è attraverso il gruppo che comunque il Comune dà e fornisce servizi ai cittadini. Ecco, e quindi vediamo che cosa emerge, allora, che dati emergono. I dati emersi sono tutti dati, innanzitutto la cosa bella è che sono tutti dati in crescita e positivi rispetto al 2020, quindi riusciamo
siamo riusciti, malgrado la pandemia del 2021, comunque a mantenere il gruppo solido. Ci sono, diciamo, l'utile generale formato dal gruppo, diciamo, è di 13 milioni e mezzo di euro, in crescita rispetto al 2021, al 2020, scusate. Il patrimonio netto, anche questo è positivo, abbiamo un patrimonio netto che si aggira intorno al, scusate perché io i dati a me Ricordare effettivamente i dati. Ho portato tutto un patrimonio netto che diciamo è intorno ai 551 milioni di euro e dicevo prima, il gruppo, se andiamo a guardare quelli che sono i costi e che sono i ricavi, i costi maggiori sono rappresentati dalle prestazioni di servizi nei confronti degli utenti, tra virgolette, e in secundis ci sono i costi del personale, quindi questo gruppo ha un totale di costi del personale che è di 44 milioni e il gruppo, diciamo, di amministrazione del Comune di Udine è formato da 1767 utenti in totale. I ricavi maggiori sono a loro volta dati dalle prestazioni di servizi ottenute dai cittadini. Essendo un comune sano, che cosa può fare con questi margini? Allora, diciamo che il consolidamento è un dato utile e tecnico per capire come ci si sta muovendo. Adesso naturalmente tutti stiamo affrontando, l'ente locale e le società, però anche loro, tra virgolette, momenti difficili, è difficile fare previsioni, abbiamo fatto una giunta lunghissima dove abbiamo parlato oggi di costi dell'energia, quindi al momento diciamo che il passo migliore è quello di porsi con attenzione e cercare di preservare naturalmente quello che... Fare un tesoretto. Ecco, fare un tesoretto, per poi utilizzarlo naturalmente in caso di necessità. Esatto. Grazie all'assessore al bilancio Francesca Laudicina e qui da Palazzo Daronco è tutto, a voi studio. Si chiude qui l'appuntamento con A Voi la Linea, ma ritorneremo in diretta alle 16:30 con il nostro telegiornale. Buona giornata.